conoscerete, dopo queste settimane di campagna elettorale ha partecipato alle elezioni da protagonista per la presidenza della regione Emilia-Romagna. Non ce l'ha fatta, ma ormai abbiamo commentato ampiamente i risultati di Alan Fabbri e della Lega in Emilia-Romagna. A questo proposito vorrei chiederti, a mente fredda, diciamo così, e anche superati un po' i giorni della tensione della campagna elettorale, quali sono state le tappe fondamentali di questo percorso che hai fatto lungo la tua regione da candidato alla presidenza? Quali sono le cose più importanti che hai tratto da questa esperienza, dal punto di vista politico anche, e dal punto di vista della realtà del territorio che hai battuto in lungo e in largo insieme a Matteo Salvini? È stata un'esperienza sicuramente molto formativa e anche molto importante. L'Emilia Romagna è una regione di 4 milioni e mezzo di abitanti, quindi è anche molto più popolata di alcuni stati europei, e quindi i problemi ovviamente sono diversi da provincia a provincia. Abbiamo fatto una campagna elettorale in mezzo alla gente, a differenza di altri movimenti, altri partiti, e questa cosa sicuramente ha pagato in termini anche di consenso elettorale. I temi hanno posto l'attenzione degli elettori, al di là di portare avanti come linea di principio e come obiettivo limite la difesa dei diritti dei cittadini emiliano-romagnoli storici, quindi con questo sguardo sempre ovviamente da DNA leghista al diritto della gente che ha creato il welfare, che ha creato tutte le infrastrutture che appunto volevamo amministrare. Continueremo comunque a difendere questo principio anche all'opposizione. I temi principali, comunque basta pensare soltanto anche al tema della ricostruzione del terremoto, dove abbiamo avuto un consenso veramente elevato. Abbiamo vinto tra l'altro anche solo come Movimento Lega Nord molti comuni dell'area del cratere emiliano, mi viene in mente soltanto Cento, Bondeno, Finale Emilia, che è stata la sede dell'epicentro del sisma del maggio del 2012. Considerate che molti di questi comuni sono amministrati attualmente dal centro-sinistra. E poi la sanità, un altro tema importante. Abbiamo visto molti ospedali che la regione vuole chiudere, si parla di 25 ospedali, specialmente quelli periferici, sia della pianura che della montagna emiliana. E un tema acceso, un tema che la regione non vuole affrontare neanche Bonaccini, perché un altro tema di questa campagna elettorale che si è notata l'assenza sui grandi problemi e sulle grandi prospettive di questa regione di un dibattito proprio col candidato del Partito Democratico, perché ovviamente pensando di avere un bacino elettorale già consolidato non voleva schierarsi da una parte o dall'altra per evitare quindi dei problemi. Però il dato che emerge comunque da questa campagna elettorale, proprio per il motivo che sto dicendo adesso, è anche la disaffezione che ha creato il sistema del Partito Democratico sia a livello regionale che a livello nazionale nei confronti comunque di un elettorato tradizionalmente di sinistra, quello emiliano-romagnolo, che in molti casi ha cambiato verso appunto il movimento nostro, e abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Così come un altro tema che è stato affrontato poco è quello delle grandi opere infrastrutturali che aspettano da 30 anni di essere realizzate, come la Cittana e le 45, e su cui appunto costruttivamente comunque ci batteremo all'opposizione per portare avanti delle opere di cui il nostro territorio necessita. Ecco. Alan, ti chiedo una cosa: l'analisi del voto a seconda delle diverse province, comuni e territori ti ha colpito in particolare dove, diciamo? Dov'è che hai avuto i risultati per te più inaspettati? Intanto si va a sfatare un po' anche quello che alcuni giornalisti legati al PD hanno scritto in questa campagna elettorale, che vivevano nell'ombra di Salvini, che tra l'altro per me è un complimento, quindi non è un'offesa, però lo dicevano in maniera quasi sprezzante, come se avesse candidato nel centrodestra un illustre sconosciuto. Considerate che se uno guarda i risultati elettorali, sul candidato presidente ho preso più voti delle liste, a differenza di Bonaccini che ne ha presi meno. È un dato sicuramente importante. Secondo, la provincia di Piacenza abbiamo vinto, ripeto, in tantissimi comuni sia della costa come Comacchio e Goro, anche a Ferrara, ma anche dell'entroterra sia romagnolo che emiliano. Un dato che mi ha fatto molto piacere, mi ha confortato a livello personale, è ovviamente il risultato del mio paese, dove ovviamente vado a decadere da sindaco accettando il ruolo di consigliere regionale, e comunque la gente mi ha votato col 63% a livello di coalizione e la Lega ha preso il 47%, cioè percentuali
non so, da province di Bergamo o di Treviso, e quindi è sicuramente stato importante. E sempre a Ferrara, la provincia, abbiamo quasi vinto, perché abbiamo un risultato sul candidato presidente, quindi su di me, al 40,5, quando Bonaccini si è fermato al 43, quindi per 2,5 punti abbiamo rischiato anche di vincere la provincia di Ferrara in termini appunto di voto. Però ripeto, come dicevo prima, portando a casa 8 comuni su 27 dove la Lega è il primo partito. Beh, insomma, l'analisi del voto territorio per territorio, provincia e comune è ancora più interessante del dato generale, mi sembra, no? Per certi versi. Sì, e poi ultima cosa, adesso che mi fa venire in mente, perché ho dormito 2 ore perché sono appena tornato a casa da Roma, che adesso sto arrivando proprio lì a Milano, le aree del cratere, sì, siccome il Partito Democratico la gestione del terremoto è stata idilliaca, abbiamo, anche se a parte i comuni che abbiamo vinto, anche quelli dove non abbiamo vinto, la Lega ha delle percentuali che supera il 30% nella maggior parte dei casi. Quindi vuol dire che quello che stavano dicendo dalle cartelle esattoriali che arrivano a casa degli imprenditori da parte di Equitalia, dalle tasse che comunque continuiamo a pagare, da una ricostruzione che difficile è partita solo al 20%, non era una falsità, ma era la verità. E credo che qui abbia giocato un ruolo importante. Avrai visto, Alan, la realtà dei fatti. Ecco, avrai visto, Alan, che dopo il voto se ne sono accorti anche un po' di quotidiani di questa storia qua, che tu avevi messo all'attenzione dell'elettore Emiliano Romagnolo e anche nel corso della campagna elettorale. Cioè non era un argomento da campagna elettorale, se ne sono accorti i giornali anche dopo il voto. Sì, esatto. Dopo il voto se ne sono accorti e abbiamo riportato un tema anche a carattere nazionale, non soltanto locale, e ci sentiamo veramente dimenticati ancora, e il ruolo che svolgerò comunque in regione sarà proprio quello ogni giorno appena mi sveglio di ricordare queste cose qui, perché è stato veramente un trattamento assurdo. Considerate che nello Sblocca Italia Renzi finanzia ancora il commissario per l'Irpinia, il quale percepirà 100.000 euro all'anno per un terremoto che è capitato più di 30 anni fa, e da noi invece che ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo ricostruito, abbiamo sempre pagato le tasse, una regione, anzi un territorio colpito che produce il 2% del PIL italiano, veniamo trattati a pesci in faccia dall'accarezzatore di koala in Australia, quindi ci sentiamo ovviamente derisi e anche dal punto di vista dell'orgoglio di un popolo feriti. Tra l'altro uno dei portavoce di uno dei comitati dei terremotati, quello di Finale Emilia, ha chiesto che adesso la funzione di commissario venga affidata a te, no? Nel nuovo consiglio regionale, nel nuovo assetto regionale. Perché anche questa è una cosa che mi fa molto piacere, evidentemente ha avuto l'appoggio di molti dei comitati dei terremotati, e sarebbe una bella proposta, ecco, che metterebbe anche un po' in crisi sicuramente il Partito Democratico, a questo incarico non vuole rinunciare, però al tempo stesso ne parliamo e continuiamo a parlarne, e dobbiamo far sentire la nostra voce. Ecco, Alan, fra i temi che hai affrontato nella campagna elettorale ce n'è stato anche un altro che non aveva un sapore puramente elettorale, ma che si riferisce a un problema di sostanza per l'Emilia Romagna, cioè l'infiltrazione della criminalità organizzata calabrese, in particolare l''ndrangheta. Oggi sull'Espresso c'è un servizio nel quale il giornalista Giovanni Tizian parla proprio di Brescello, che è tra l'altro il paese che hai citato spesso anche tu insieme a Matteo Salvini come sintomo, diciamo, principale, come segno principale di questa infiltrazione della 'ndrangheta. Tra l'altro il servizio dell'Espresso ricorda anche che gli inquirenti hanno trovato piuttosto strane alcune affermazioni fornite dal sottosegretario Del Rio, l'ex sindaco di Reggio Emilia, ora salito al governo Renzi, a proposito di una processione elettorale alla quale Del Rio ha partecipato insieme ad altri sindaci locali. Ci vuoi parlare un pochino più in dettaglio di che cos'è Brescello e cosa rappresenta da questo punto di vista, e di qual è il comportamento, anche l'Espresso se ne occupa, del sindaco PD di Brescello? Brescello è emblematica, intanto per capire bene effettivamente cosa vuol dire Brescello oggi dal punto di vista dell''ndrangheta bisognerebbe andare anche solo una mezza giornata lì al bar di Peppone, dove noi ci siamo stati, tanto oggi gestito dai cinesi, questa è una parentesi, dove si respira proprio l'aria
di Cutro più che di Brescello. Io per andare a prendere un caffè lì siamo stati scortati da 8 persone della Digos e 5 carabinieri. Brescello la fa da padrone il boss dell''ndrangheta, il Grande Aracri, dove controlla buona parte anche degli appalti penso di questa provincia, pluricondannato, e dove il Coffrini, perché bisogna dire il cognome Coffrini, del Partito Democratico, ha definito più volte questo boss, e ci sono le registrazioni anche video, una brava persona, una persona elegante. Abbiamo chiesto a Bonaccini, prima che diventasse presidente in campagna elettorale, essendo Bonaccini segretario del Partito Democratico, di prendere le distanze da queste affermazioni. Tra l'altro, se non sbaglio, Coffrini è figlio d'arte, nel senso che suo papà è stato sindaco per 20 anni, no? Sì, esatto. E lì tra l'altro abbiamo una consigliera comunale nostra, la Silvia Capra, che vive praticamente un anno e mezzo sotto scorta perché ha denunciato questi eventi. Scusami se ti interrompo, ma è giusto per corroborare il tuo discorso, Alan. Il sindaco PD di Brescello, che tutti ci ricordiamo appunto per Peppone e Don Camillo, l'hai citati prima, ha detto che il boss Francesco Grande Aracri, che tu hai nominato, è un personaggio tranquillo, composto, educato, che ha sempre vissuto a basso livello. Sì, esatto, questa la dice lunga su che tipo di politica il Partito Democratico sta facendo anche in quelle zone. Ecco. E la risposta del Partito Democratico alla dichiarazione di Coffrini è che è un indipendente del PD. Quindi, a parte che è una cosa esclude l'altra, o sei dipendente, sei Partito Democratico, ma al di là di quello un sindaco che dice una cosa del genere secondo me sarebbe da dimettere, perché lì veramente si vive una situazione paradossale, la gente non vive più tranquilla e c'è il dominio molto pesante dell''ndrangheta, e si avverte anche lungo le strade, e quindi vuol dire che la politica anche della regione Emilia-Romagna sul discorso dell'antimafia e tutto quello insomma che ne conviene è stato un fallimento, perché nel momento in cui dei paesi che dovrebbero essere il simbolo anche dell'allegria emiliana e del folklore emiliano come Brescello sono in mano all''ndrangheta, abbiamo già finito di parlare di politica dell'antimafia. Ecco, tu ti ricorderai senz'altro, tutte le polemiche anche di Saviano sulla questione della mafia in Lombardia, però mi viene da dire che se ci fosse stata in Lombardia una situazione come quella che appare anche dalle indagini fatte in Emilia-Romagna, e di una sostanziale contiguità poi tra chi gestisce il potere politico e queste realtà, perché noi abbiamo fatto il nome del sindaco di Brescello, che rende tutto molto evidente, però è ovvio che in una regione nella quale tutti i gangli del potere politico ed economico sono in mano a una parte politica che tradizionalmente ha sempre governato, questi fenomeni qui, come minimo dovrebbero essere denunciati, e invece c'è un silenzio che è molto superiore rispetto a ciò che invece si era verificato, no? Tutto così. Vi sembra normale che il presidente della regione Errani si dimetta perché è stato condannato e nessuno ne parla, addirittura Renzi lo va a abbracciare il giorno della chiusura della campagna elettorale? A noi, scusate se mi permetto, per un paio di mutande verdi in Piemonte ci hanno fatto venire 2 palle enormi. Questo qua si permette di essere condannato perché ha prodotto dei documenti per favorire la cooperativa Terre Emerse di suo fratello, che ha avuto un finanziamento di 1 milione di euro che non doveva avere, fa tutto per le scale di cantina, e invece solo perché è del Partito Democratico. Evidentemente, oltre che un sistema economico e politico, c'è anche un sistema di mezzi di informazione che gravita attorno al Partito Democratico, specialmente in Emilia Romagna, che non vuole parlare di queste cose. La maggior parte degli emiliani non sapevano che andavamo a votare il 23 novembre perché Errani si era dimesso, ma non perché sono degli stupidi, perché non è emerso un giorno o 2 sul giornale appena dopo le dimissioni, poi non se ne è più parlato, ne ha parlato noi. Siamo a livelli veramente di follia di un sistema che non è democratico e non riconosce gli stessi diritti, gli stessi doveri a entrambe le parti politiche. Ultima cosa, un tema che pure tu hai toccato in campagna elettorale e che sembra peraltro finito nel dimenticatoio anche sul piano più generale del dibattito politico italiano, è quello dei soldi, del federalismo fiscale. Si diceva una volta, no?
perché tu hai ricordato che l'Emilia-Romagna, e questo lo dicono i numeri indiscutibili anche del Ministero dell'Economia, rielaborati a suo tempo da Unioncamere del Veneto e da altri enti di ricerca, insomma, la faccio breve, l'Emilia-Romagna ogni anno regala a Roma tra i 15 e i 20 miliardi di euro di famoso residuo fiscale, cioè la differenza... È la terza regione in Italia dopo Lombardia e Veneto. Ecco, e subito dietro viene il Piemonte. Sono le 4 regioni che sostanzialmente finanziano tutto lo Stato italiano, sostanzialmente. Ecco, questo tema qui ha riscontro presso i cittadini? Ha avuto riscontro e ha riscontro, ripeto, ancora nelle aree del cratere. Quelli non vedono i soldi e dicono ne regaliamo oltretutto. A parte quello, perché sulla ricostruzione ovviamente il governo dopo 1 anno e mezzo ha stanziato i 6 miliardi, però considerate che solo con metà del residuo fiscale di 1 anno dell'Emilia Romagna avremmo già pagato i danni della ricostruzione. Quando uno dice questo a qualsiasi cittadino emiliano o di qualsiasi camerunense di qualsiasi parte del mondo, è un concetto abbastanza semplice, di buon senso e anche di equità territoriale, però credo che la riforma federale dello Stato possa avere ancora un appeal nel momento in cui, come adesso la Lega diventa ancora parte attiva della politica italiana e sarà sicuramente la Lega uno strumento anche per ottenere questo obiettivo che ci siamo sempre posti, e l'Emilia Romagna se lo merita. Bene, io ringrazio Alan Fabbri, lo lascio ai suoi impegni ancora fitti, poi torneremo a parlare in futuro, poi anche a seguire anche la vita politica dell'Emilia Romagna. Grazie ad Alan Fabbri, buon lavoro, a risentirci presto. Vuoi vedere le tue foto ovunque ti trovi? Ti porti dietro l'album o compri uno smartphone? La seconda? Allora scegli di risparmiare con il sottocosto Carrefour. Smartphone Galaxy Grande Neo a soli €149 negli ipermercati Carrefour fino al 3 dicembre. Entra nel sottocosto €1. Lo Smart TV Samsung 50 pollici, il top della risoluzione. Il top per Natale. Solo €699. Promozione valida dal 29 novembre all'8 dicembre. €1. Batte forte sempre. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, torniamo ai diversi argomenti della giornata, ce ne sono tanti. Intanto però stamattina l'abbiamo citata ed è un'intervista esclusiva per cui ve ne vorrei dare conto. È un'intervista del Corriere della Sera di Francesco Battistini al generale libico Haftar. L'ufficiale libico 71enne fu uno dei comandanti di Gheddafi nel conflitto tra Ciad e Libia, cadde poi in disgrazia, esiliato negli Stati Uniti, ha organizzato una milizia, nel 2011 è tornato in Libia per partecipare all'insurrezione, dopodiché adesso rappresenta il fronte anti-islamico, anti-islamista, anti-stato islamico, che pure ha una sua roccaforte adesso in Libia, nella città di Derna. La cosa non è propriamente indifferente, credo, per l'Italia, perché la Libia è a un passo dall'Italia, tra le altre cose. Il generale Haftar colloquia con il Corriere della Sera e rilascia oggi un'intervista nella quale fa passare dei messaggi molto chiari. Intanto bisogna riconquistare Bengasi, cioè la Cirenaica, che tradizionalmente, storicamente, è il territorio più problematico della storia della Libia, ma in questo periodo è anche la roccaforte degli islamisti vicini allo Stato islamico, al califfato e all'integralismo islamico che ormai si sta espandendo lungo tutta la catena anche dei paesi del Nord Africa, oltre che del Medio Oriente, cioè la Siria e l'Iraq principalmente. L'importante dunque è conquistare Bengasi, perché la Libia vive in una situazione paradossale anche dal punto di vista istituzionale. Il Parlamento ha dovuto emigrare al largo praticamente di una nave e deve invece tornare a Bengasi, dice il generale Haftar. Entro il 15 dicembre bisogna riconquistare la città, dice il generale. Vecchio uomo nuovo, lo definisce il Corriere della Sera, della rivoluzione libica, 71 anni, Khalifa Haftar è colui che sta rappresentando l'argine nei confronti dell'espansione degli islamisti. È il più odiato dai fratelli musulmani di Tripoli, che hanno messo una taglia sul generale Haftar, che è considerato protetto dall'Egitto e dai paesi del Golfo. Vive nascosto in una casamatta color senape dell'eliporto di Al-Mari, l'antica barca alle porte di Bengasi,
e decine di rifugi li cambia ogni notte. Sospettoso di tutti, irraggiungibile da molti, ci vogliono 2 settimane di appuntamenti mancati per avere l'intervista che oggi compare in prima pagina sul Corriere della Sera. Ti svitano anche la biro prima di entrare, controllano ogni pulsante del fotoreporter prima di arrivare a stringergli la mano e a chiedergli questa intervista in esclusiva per il Corriere della Sera. Memori forse del fatto che il giorno prima dell'11 settembre il generale afghano Massoud fu fatto saltare in aria proprio tramite un'intervista, ve lo ricorderete. Ci vogliono dunque 2 settimane di appuntamenti per arrivare a questa intervista. 3 figli al fronte con lui, 2 figlie all'estero sotto copertura. Dopo 20 anni in America, a metà fra la guerra lampo e il golpe, lo scorso febbraio il generale Haftar ha lanciato la sua operazione Dignità, Karama in libico, contro gli islamisti, che sono raggruppati nelle fazioni di Alba Libica e Ansar al-Sharia. Alle spalle il generale Haftar ha un piccolo mappamondo, in mente una Libia senza le barbe fanatiche degli islamici, nel cuore un antico condottiero dell'Islam, Khaled ibn al-Walid, il più grande stratega della storia, dice il generale Haftar iniziando questo suo colloquio con il Corriere della Sera. Prima combatté i musulmani, poi si convertì e si mise con loro, senza perdere una battaglia. Ancora oggi uso certe sue tattiche. Con Tripoli è stata la prima offensiva del generale Haftar, con Tripoli è solo l'inizio, dice il generale libico al Corriere della Sera. Ci servono più forze e più rifornimenti. Mi sono dato 3 mesi, ma forse ne basteranno meno. Gli islamisti di Alba Libica non sono difficili da combattere e non lo è neanche l'ISIS che sta nella città libica di Derna. La priorità resta Bengasi. Ansar al-Sharia è ben addestrata e richiede più impegno militare. Ansar al-Sharia era una delle costole di Al-Qaeda in Libia, anche se non ha grandi strateghi militari e ormai, dice il generale, siamo in vantaggio, controlliamo l'80% della città. A Vienna i leader mondiali hanno detto che il vuoto di potere nella guerra civile libica fa paura. Finalmente se ne accorgono, dice il generale Haftar. Il Parlamento a Tobruk è quello eletto dal popolo. Quella di Tripoli è un'assemblea illegale e islamista che vuole portare indietro la storia. Ma la vera minaccia sono i fondamentalisti che cercano di imporre ovunque la loro volontà. Tripoli si affida a loro, lascia che combattano contro di noi a Bengasi. Il gruppo di Ansar al-Sharia usa la spada in tutto il mondo arabo ed è appena finito nella lista dell'ONU del terrorismo. Se prende il potere qui, la minaccia arriverà da voi in Europa, nelle vostre case, dice il generale Khalifa Haftar nell'intervista esclusiva di oggi al Corriere della Sera. Combatto il terrorismo nell'interesse del mondo intero, dice ancora Haftar. La prima linea passa per la Siria, per l'Iraq e per la Libia. Gli europei non capiscono la catastrofe che si rischia da questa parte del Mediterraneo. Attraverso l'immigrazione illegale ci arrivano combattenti islamici turchi, egiziani, algerini e sudanesi, tutti fedeli ad Ansar al-Sharia o allo Stato islamico, l'ISIS. Quanti italiani sanno che davanti a casa loro, a Derna, in Libia, è stato proclamato il califfato e si tagliano le teste? L'Europa deve svegliarsi, dice il generale Khalifa Haftar. Non c'è bisogno di venire a dirvi per favore aiutatemi, siete voi che dovete capire se è il caso di aiutare il generale Haftar. L'Egitto, l'Algeria, gli Emirati, i Sauditi ci mandano armi e munizioni, ma è tecnologia vecchia. Non chiediamo che ci mandiate truppe di terra o aerei a bombardare. Se abbiamo le forniture militari giuste, facciamo da noi. Il mondo vede i nostri soldati decapitati, le autobombe e le torture. Potete accettare tutto questo? Vuol ricacciare in un angolo Haftar i fratelli musulmani e si candida a essere per la Libia quello che è stato il generale al-Sisi per l'Egitto, chiede Francesco Battistini che intervista appunto il generale libico. L'Egitto e al-Sisi sono una cosa molto diversa dalla Libia, risponde lo stesso generale Haftar. L'unica cosa in comune è che finalmente sono i popoli a scegliere. Poi c'è la mia posizione politica. Ho iniziato Karama, cioè l'operazione Dignità, per rispondere alla richiesta dei libici che non ne potevano più. Se sarà necessario, continueremo insieme la nostra battaglia militare e poi politica. Ci sono 2 parole nell'operazione Dignità. Operazione, che significa il percorso militare per raggiungere un risultato, e la parola Karama, dignità, che nasce dalla domanda di cosa abbiamo bisogno. L'ho chiesto ai miei ufficiali. Molti suggerivano il nome di Omar Mukhtar, l'eroe libico.
Ma quello che stiamo affrontando è più di quel che affrontò Mukhtar. Dignità è una parola che dà la speranza in qualcosa che i soldi o il petrolio non ti possono dare. Amnesty International ha criticato le milizie del generale Haftar e ha detto che il generale è pagato dagli Stati Uniti. Gli americani che liberarono Haftar da una prigione del Chad quando Gheddafi l'aveva mollata, e la CIA che diede ad Haftar la casa a pochi chilometri dalla sua sede negli Stati Uniti, a Fort Langley. Insomma, il generale è al soldo degli americani, dice anche Amnesty International. Ma l'operazione Karama, risponde lo stesso Haftar, non è legata ad altri paesi, nasce dai libici. Io sto combattendo una guerra chiara e trasparente, a pochi chilometri da dove sono nato. Ho fatto molte campagne, dal Kippur al Chad. Sono abituato alla vita militare, ma questa è la mia sfida più dura, dice il 71enne generale libico che si sta opponendo agli islamisti in Libia. Purtroppo ci sono politicanti che mestano nel torbido e mi associano alla CIA americana per screditarmi. Si può dire almeno, dice l'intervistatore, che gli americani la apprezzeranno se riuscirà a vendicare l'uccisione del loro ambasciatore a Bengasi, Chris Stevens. Deborah Jones, l'ambasciatrice americana, non mi sta sponsorizzando, tutt'altro, risponde il generale Haftar. Quando l'ho sentita parlare, ho pensato che piuttosto gli americani sostenessero i fratelli musulmani. Washington sta giocando una partita ambigua e doppia come gli europei, dice il generale Haftar, che ha parlato anche parla nell'intervista oggi al Corriere della sua guerra nel Kippur. Accetterebbe un aiuto da Israele, chiede Battistini. Il nemico del mio nemico è mio amico, perché no? Risponde Haftar, ma non credo che Israele mi appoggerebbe, sono troppo impegnati a destabilizzare la Libia attraverso il terrorismo. Sa che si dice in Italia? Che piuttosto di questo caos era meglio tenersi Gheddafi. Al che risponde il generale Haftar, questo caos è figlio anche di Gheddafi e del suo regime, di una certa mentalità in cui ha cresciuto i libici. Io ero molto amico di Gheddafi. L'ho aiutato a salire al potere nel 69, gli ho insegnato molte cose militari, poi mi sono distaccato e non lo volevo più al potere, ma non mi è piaciuto per niente come è stato eliminato, in quel modo barbaro, senza un processo, che invece sarebbe stato un esempio da dare al mondo. Ci sono popoli che non hanno un leader e ci sono leader che non hanno un popolo. L'avessimo processato, avrei voluto chiedergli perché aveva rinunciato al popolo. In Libia, conclude il generale Haftar, molti mi amano, ma tengo sempre a mente che un leader deve essere come un genitore o un buon insegnante. Si fa rispettare senza seminare il terrore. Questa è l'intervista del Corriere della Sera al generale Khalifa Haftar, ufficiale libico 71enne che sta combattendo contro i terroristi islamici in Libia. It might seem crazy what I'm about to say.
Clap along if you know what happiness is to you. Perché abbiamo ascoltato Happy di Pharrell Williams, che qualche mese fa era diventato un autentico tormentone, tra l'altro. Canzone che è simpatica volendo, ma il cantante Pharrell Williams, esponente della comunità nera, per quanto contestato in parte anche dai neri americani, il cantante statunitense, esponente appunto della comunità nera americana, ha avuto parole che sono state ampiamente criticate da non pochi dei neri americani a proposito della vicenda della uccisione del ragazzino da parte del poliziotto. Il ragazzino Brown era un teppista, quantomeno parliamone, ha detto il cantante, contro i fratelli neri, come titola oggi il quotidiano La Stampa. Anche la vittima ha sbagliato, l'atteggiamento del ragazzo era quello di un teppista e a me dà fastidio, ha detto Pharrell Williams. Dovremmo riflettere su questo. Perché non si parla dell'atteggiamento da teppista di Michael Brown, la vittima, alla quale poi il poliziotto ha sparato, usando l'aggettivo bullish, ha detto. Lo ha definito così Pharrell Williams. Credo che l'agente di polizia debba essere punito. La sua risposta è stata eccessiva, specie nei confronti di un ragazzo. Ma se un agente ti dice di fermarti e tu disobbedisci, per di più dopo aver malmenato un negoziante, allora sei in cerca di guai. Quanto a Barack Obama, non doveva prendere una parte, ha detto ancora il cantante. Temo che la sbornia di Ferguson durerà a lungo. Reazione sui social a queste dichiarazioni del cantante, il cui pezzo abbiamo sentito prima. Sei un codardo, gli ha scritto qualcuno, le tue parole sono un affronto per tutti i ragazzini neri. Ehi, bianchi, lo volete voi, Williams? Ma c'è anche chi plaude. In un'intervista, ricorda oggi La Stampa, con Oprah Winfrey, qualche tempo fa, lo stesso Pharrell Williams affermò: le nuove generazioni di neri non devono prendersela con le altre razze per ottenere qualcosa. Non è un fatto di pigmentazione, ma di mentalità. Abbastanza perché su Twitter si scatenasse la protesta con l'hashtag What kind of black are you? Cioè, che razza di nero sei tu? Questo lo raccontano anche i quotidiani italiani stamattina. Ma a proposito di pagina degli esteri, vi vorrei segnalare su Repubblica 2 pagine dedicate al congresso al quale parteciperà anche Matteo Salvini questo sabato a Lione, il congresso del Front National di Marine Le Pen. Giovani, istruiti e borghesi, il volto della destra firmata Marine Le Pen. Il pezzo compare oggi su Repubblica, firma di Anais Ginori, corrispondente da Parigi. Da domani a Lione la convention del Front National. Per i sondaggi il 30% dei francesi, in pratica un francese su 3, vorrebbe Marine Le Pen presidente della Repubblica francese. Si chiamano Julien, David, Jean-Marie, Mathilde, hanno tutti meno di 30 anni, sono più maschi che femmine, alcuni delusi dal Partito Socialista o al contrario dal partito di centrodestra, l'UMP. Altri non hanno mai votato, sono figli di operai o di immigrati di terza generazione, oppure cresciuti in famiglie borghesi. Hanno lauree, alcuni addirittura vengono dall'ENA, la scuola di pubblica amministrazione, da cui proviene per esempio Florian Philippot, 33 anni, vicepresidente del Front National di Marine Le Pen. Tanti si accontentano di essere semplici militanti, ma altri vogliono far carriera, scrive Repubblica. Negli altri partiti, racconta Jordan Gros-Cruchani, 24 anni, capolista alle ultime municipali a Parigi, i giovani servono solo a incollare manifesti o a distribuire volantini. A settembre David Rachlin, classe 1987, è diventato il più giovane eletto al Senato francese. Marion Marchal Le Pen, nipotina del patriarca, ha raggiunto lo stesso primato all'Assemblée Nationale. È stata eletta nel 2012 quando aveva 22 anni. Insomma, parecchi giovani si sono rivolti al partito di Marine Le Pen. Sono il nuovo volto del Front National. E anche grazie a questo vivaio di giovani e di nomi e di facce senza storia che Marine Le Pen, 46 anni, la più giovane a sua volta tra i leader francesi, vuol dimostrare di avere ripulito e sdoganato il partito ereditato dal padre. Guardare al futuro, non al passato e ai suoi fantasmi. È su questo che punta il congresso del Front National, che si inaugura domani a Lione, al quale parteciperà, come ha detto, anche il segretario della Lega Nord Salvini. Nel 2011, quando Le Pen figlia si candidò per la prima volta alla leadership, aveva davanti a sé un rivale, Bruno Gollnisch, rappresentante dell'ala più tradizionalista. Questa volta non ci sono avversari interni. Per 2 giorni oltre 3.000 tesserati si ritroveranno per celebrare il trionfo del marinismo, un'estrema destra light, la definisce Repubblica.
Rispetto al padre, la figlia Marine non ha solo cancellato gaffe e sbavature. Jean-Marie era liberista e citava Reagan. Marine Le Pen difende invece l'intervento dello Stato e il welfare, e così ha conquistato anche un elettorato di sinistra. Il padre era vicino agli Stati Uniti, lei alla Russia, e qui c'è la questione appunto del Front National, che ha chiesto alla First Czech Russian Bank non 9 milioni di euro ma 40, come ha scritto poi il sito Mediapart, smentito dalla stessa Marine Le Pen, che ha parlato di cifre deliranti. In ogni caso, in una base di consenso sempre più trasversale, i giovani sono la costante del Front National, scrive ancora Repubblica. Alle ultime elezioni europee quasi un terzo degli elettori sotto i 35 anni ha votato per il Front National. Sono i figli della crisi, alla ricerca di autorità ma anche di trasgressione, dice Charlotte Rothman, autrice di un libro, 20 anni al fronte. Nel XXI secolo, nota l'autrice del libro, una parte della gioventù 2.0 fa così la sua rivoluzione. L'astensione è più alta tra i giovani e l'abilità della presidente del Front National è sedurre e conquistare un tipo di elettorato che di solito si disinteressa alla politica. Secondo i sondaggi, oltre il 30% dei francesi è pronto a votare per Le Pen all'Eliseo, alla presidenza della Repubblica. Il nuovo Front National, che sta anche pensando di cambiare nome, serve ormai da modello ad altri partiti in Europa. Matteo Salvini sarà a Lione domani pomeriggio. Anche lui convertito al marinismo, scrive Repubblica, che poi intervista Florian Philippot, vicepresidente del Front National. Marine Le Pen sarà al secondo turno delle presidenziali e vincerà, dice Philippot, vicepresidente appunto del partito guidato da Marine Le Pen. Diplomato alla prestigiosa ENA, la scuola di amministrazione pubblica francese, 33enne, il braccio destro di Marine Le Pen, è il simbolo più evidente della rottura con la vecchia nomenclatura del Front National. Il partito è cambiato e gli elettori se ne sono accorti, dice Philippot. Definirci di estrema destra vorrebbe dire che siamo antiparlamentari, antidemocratici, xenofobi. Sono tutte cose che rifiutiamo e condanniamo, dice Philippot. Se Marine Le Pen oggi ha il 30% dei consensi nei sondaggi, significa che i francesi non ci considerano più quella cosa lì. Come si può definire questo partito in un sistema bipolare come quello francese? La presunta differenza fra destra e sinistra è superata, dice il vicepresidente del Front National. Noi siamo patrioti, prendiamo voti non solo al centrodestra, all'UMP, il partito di Sarkozy, ma anche ai socialisti e ai comunisti. Alle presidenziali 2017 la scelta sarà tra chi crede nella Francia come noi e chi non ci crede più. Fuori dall'Europa e dal mondo, come nel villaggio di Asterix, domanda l'inviata di Repubblica. È una visione caricaturale, risponde Philippot. Vogliamo una Francia forte che collabori con Bruxelles, ma con tante altre capitali del mondo. Volete davvero uscire dall'euro? Chiede ancora la giornalista di Repubblica. Proporremo ai francesi un referendum per uscire non solo dall'euro, dall'Unione Europea, proprio come vogliono fare gli inglesi. Quanto all'alleanza con la Lega Nord, altro tema toccato nell'intervista su Repubblica, non siamo d'accordo su tutto. Noi difendiamo la sovranità nazionale, mentre la Lega ha una visione per territori che non ci corrisponde. L'unica cosa che ci unisce è l'opposizione all'Unione Europea. Matteo Salvini, dice l'intervistatrice di Repubblica, è passato dalla secessione all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea. Significa che si è avvicinato a noi, risponde Philippot. Ha avuto una svolta marinista. Meglio così. In Italia succedono altre cose interessanti. Sul Movimento 5 Stelle, dice ancora il vicepresidente del Front National di Marine Le Pen, Florian Philippot, ho difficoltà a capire la coerenza d'insieme del programma di Grillo, e forse non sono l'unico. Ma la sua posizione sull'Europa ha avuto il merito di provocare un dibattito in Italia. Nessun problema con la xenofobia di alcuni partiti alleati, ognuno è responsabile di ciò che dice, risponde Philippot. Parlo solo per noi, siamo per fermare l'immigrazione, ma non facciamo discriminazioni tra francesi. Quanto al cambio di nome del partito, se lo faremo non sarà per ragioni cosmetiche, ma per prendere atto che abbiamo superato le tradizionali frontiere del Front National. Sottoporremo l'idea ai militanti l'anno prossimo. Qual è il posto di Jean-Marie Le Pen nel Front National? L'ultima domanda di Repubblica. Ha diretto per 40 anni il partito, risponde Philippot, rappresenta una personalità importante, ma non è più presidente del Front National, e se dice o fa cose contro la linea del partito, sua figlia Marine è capace di prendere le distanze, come ha fatto recentemente.
Così su Repubblica viene affrontata la questione del Front National di Marine Le Pen, e sul venerdì di Repubblica c'è, per così dire, un'estensione dell'argomento con una chiacchierata di Marco Cicala con l'autore di un libro che fa molto discutere in Francia. Il polemista è definito così, Éric Zemmour, autore del libro Le Suicide Français, il suicidio francese, non ancora tradotto in Italia. Nostalgia canaglia, titola il pezzo Repubblica sul suo settimanale il venerdì. Il 68, il calcio, gli ipermercati, il rap, Aznavour, Jane Birkin, e poi l'Europa, la globalizzazione, gli immigrati. Un pamphlet in Francia mette in fila tutti i presunti colpevoli del declino nazionale e, rimpiangendo la perduta grandeur, è un libro che sta andando a ruba in Francia. Marine Le Pen è perfino troppo moderata, ad esempio sulle unioni omosessuali, dice l'autore del libro Éric Zemmour a colloquio con l'inviato del venerdì di Repubblica. Chiamatelo pure reazionario o nostalgico che non si offende, ma non dategli del conservatore. Che diavolo resta da conservare in questo sfascio, va ripetendo Éric Zemmour. In 4 decenni il meglio della Francia, tutto quello che l'ha resa grande, egemone e invidiata, è stato mandato al macero dalle perfide élite. Solo rovine e un grande freddo sono rimasti. È arrivato il declino e non avete niente da mettervi, coraggio, scrive Repubblica, il venerdì di Repubblica, anzi. Da qualche settimana potete riscaldarvi al fuoco polemico di Le Suicide Français, il suicidio francese, un saggio a metà tra requisitoria e autopsia, in cui il polemista Éric Zemmour passa contropelo i 40 anni che, dice, hanno disfatto la Francia. 534 pagine, il libro sfora di parecchio il peso forma del pamphlet a consumo rapido, eppure si vende, spopola in Francia questo libro. I dati di vendita sono da corsa all'accaparramento. Uscito a ottobre, il suicidio francese va via al ritmo di 15.000 copie al giorno. È segno, dice l'autore Zemmour, che le mie idee sono ormai plebiscitarie. Il suicidio francese è in realtà una riflessione lugubre, racconta Repubblica, anzi il venerdì di Repubblica. Un requiem per la patria francese che non per niente si apre e si chiude con 2 funerali, uno vero, l'altro simbolico. Novembre 1970 muore De Gaulle e la grandeur comincia ad accusare qualche mancamento. Dicembre 2007, sottoscrivendo il Trattato dell'Unione Europea di Lisbona, la Francia pianta il chiodo finale sulla propria bara, rinuncia all'ultimo torsolo di sovranità per autocancellarsi nel brodo neoliberale, tecnocratico e bottegaio dell'Europa extra large. Tra le 2 date, la decadenza della nazione francese è ripercorsa in un'ottantina di capitoli veloci nei quali micro e macro fatti della politica, dell'economia e del costume, ma anche libri, film, serie televisive, brani pop o partite di pallone vengono analizzati come altrettanti sintomi dello sfacelo francese. Prendi per esempio il 27 dicembre del 1973. Dalla politica infame arrivano le prime strizzatine d'occhio all'avvento dei supermercati, che poi diventeranno addirittura iper, spazzando via i piccoli commercianti, tutte quelle pizzicherie, formaggerie, mercerie che erano tanto carine e tanto francesi. Una epurazione, un crimine di ingegneria sociale. L'11ª piaga d'Egitto, la definisce l'autore del libro Il suicidio francese, Éric Zemmour. Oppure 10 maggio del 74. A emulazione dell'America infame si tiene il primo duello televisivo fra candidati all'Eliseo. Giscard e Mitterrand appaiono goffi, ma è il battesimo della politica show. Da lì in poi ogni leader, mosso da qualche ambizione, imparerà che è meglio farsi amico un cameraman del primo canale che un editorialista di Le Monde. 26 aprile dell'81. Al primo turno delle presidenziali il comunista Georges Marchais viene scavalcato da Mitterrand. Per il Partito Comunista francese è l'inizio del crepuscolo, a vantaggio dei socialisti. Ci hanno sempre raccontato Marchais come uno stalinista fuori tempo massimo. Non date retta, era illusione ottica, disinformazione. Fu l'ultimo dei patrioti, secondo Zemmour. Gollista in travestimento, fece diga contro l'ingresso della Francia nella NATO e, come il generale de Gaulle, aveva perfettamente capito che la costruzione europea non era che la foglia di fico della Pax americana, la tomba della sovranità nazionale.
Il comunista Marché non avallò forse l'invasione sovietica in Afghanistan? Certo, ma sempre sia lodato per questo. Dimenticate Budapest, Praga, l'Armata Rossa a Kabul fu l'ultimo avamposto d'Occidente contro un nuovo nemico, il totalitarismo islamico. E però il virus del declino si annida anche dove meno te l'aspetti, nei dettagli. Andando avanti nel libro scopriremo in che misura una canzone di Aznavour, eterosessuale notorio, fece da apripista alle lobby gay e a partire da quale, apparentemente innocua commediola, la sinistra ben pensante francese iniziò a scindersi dal popolo e a schifarlo come una fetenzia. E perché ognuno a modo suo un tour dei Rolling Stone, la serie televisiva Dallas o un certo film di Louis Malle, come pure le androgine Jane Birkin e François Hardy, il rap e perfino il calcio, divennero la fillossera sull'antico vitigno della nazione francese. Ma siccome la rovina ha una sua tracciabilità, il peccato originale viene localizzato nel 68. Altro che rivoluzione mancata, dice Zemmour. I cuccioli del maggio francese non presero soltanto il potere, si impadronirono della società, scrive Zemmour. Pubblicità e poi proseguiamo rapidamente sulla recensione, per così dire interessante, di questo libro che sta vendendo 15.000 copie al giorno in Francia, Il suicidio francese di Éric Zemmour. Un suono perfetto. Finalmente Radio Padania a casa tua senza più interferenze. Per le prossime feste regalati o regala una Radio DAB. Vai sul sito radiopadania.net e troverai tutte le informazioni su come riceverla direttamente a casa tua. Oppure chiama 0266 23 4449 e lascia il tuo numero in segreteria. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766. laghialpinisrl.it. Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Festeggiala, è la settimana della Digital Radio.
Adesso, quando acquisti una nuova radio, anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, torniamo a questa recensione, mettiamola così, sul Venerdì di Repubblica, di questo libro che sta vendendo moltissimo in Francia, Il suicidio francese di Éric Zemmour, la recensione di Marco Cicala sul settimanale appunto di Repubblica. Il 68 dunque come origine di molti mali, dice Zemmour in questo libro. I cuccioli del maggio francese del 68 non solo presero il potere, ma si impadronirono della società con le armi dell'irriverenza, della derisione e dello smantellamento di ogni autorità. Una apocalisse in 3D, dice Zemmour, dove le 3D significano derisione, decostruzione, distruzione. Questo trittico ha corroso i fondamenti di tutte le strutture tradizionali: famiglia, nazione, lavoro, Stato, scuola, buttando giù ogni freno inibitorio custodito dalle istituzioni pubbliche e domestiche. Si è spianata la strada al neoassolutismo del mercato. Al grido di vietato vietare e godete senza limiti si troncavano gli antichi legami comunitari, tramutando i cittadini in puri consumatori. In tal modo l'internazionalismo di sinistra lanciava la volata al capitalismo senza frontiere e il libertarismo diventava la testa d'ariete, l'utile idiota del neoliberismo. Il 68 ebbe in Parigi la sua capitale apparente, sostiene Zemmour, ma la stanza dei bottoni, la vera plancia di comando, stavano altrove, oltreoceano, tra gli alternativi della California, che non a caso sarebbero poi diventati i padroni della cosiddetta New Economy. Insomma, la rivoluzione francese ne mascherava un'altra, Yankee. Liberale Zemmour non vuole essere definito, si richiama a una Francia viscerale che a suo dire ha sempre detestato il liberalismo così come l'industria, meglio l'agricoltura e le foreste. Politicamente ha 2 stelle fisse, Bonaparte e De Gaulle. Ma chi è Éric Zemmour? Da dove viene? Come ha fatto a diventare il polemista più discusso di Francia? È nato nel 1958 a Montreuil, cresciuto a Drancy, entrambe banlieue della cintura parigina, da famiglia ebraico-berbera proveniente dall'Algeria. Un padre ambulanziere, una madre casalinga. Dopo la laurea in scienze politiche tenta il salto alla scuola di pubblica amministrazione, l'ENA. All'esame di ammissione cade su una domanda assassina. Quanti turisti francesi vanno in Spagna ogni anno? 300.000, risponde. Invece sono 3 milioni. Au revoir, monsieur. Non viene ammesso all'ENA. Si butta sul giornalismo, scrive biografie di politici. Del 2006 è un altro suo libro, Le Premier Sexe, un saggio sulla ignobile femminilizzazione o devirilizzazione delle nostre società. Meno antipatico di come lo disegnano gli avversari, scrive il giornalista del Venerdì di Repubblica che recensisce il libro di Éric Zemmour, meno antipatico di come lo dipingono, deve però tutto alla TV, quella dei talk show dove volano gli stracci. Zemmour le spara dure sulle banlieue, sull'Islam, sull'immigrazione, sulle femministe, sui gay, sulla cultura di genere. Risultato: denunce, qualche processo, molte multe. Viene difeso tanto dall'antimoderno Alain Finkielkraut che dall'ateologo Michel Onfray. Di chi è il portatore d'acqua Zemmour? Del Front National, si domanda il giornalista di Repubblica, dicendo insomma non può esistere uno che non porti l'acqua a qualcun altro, no? A qualche partito politico. Questo qui è un propagandista di Marine Le Pen, ma, dice lo stesso inviato di Repubblica, lui dal neolepenismo si dissocia, lo giudica troppo moderato, ad esempio in materia di omosessualità. Di Marine Le Pen dice che non sarà mai maggioritaria perché viene troppo da lontano. Resterà ancorata al macigno dell'indimenticato papà. Campione della Francia meritocratica, assimilato e ultra dell'assimilazionismo contro la peste multiculturale, Zemmour è anche lui figlio degli anni 70 e sa come si maneggia l'arte dello scandalo. Nelle pagine del suo libro, Il suicidio francese, in più forte odore di spacconata commerciale, scrive il Venerdì, torna a smuovere l'alveare del passato pettenista, sostenendo che Vichy non fu tutta da buttare, salvò il 75% degli ebrei francesi.
consegnando agli aguzzini soltanto quelli stranieri, cioè i poveracci che si erano rifugiati in Francia confidando nell'umanitaria grandeur. È un nazionalista repubblicano Zemmour, un anticapitalista che picchia anche sulla destra, ma perché la reputa culturalmente prona alla sinistra, alla gauche. A chi gli ricorda che il dentifricio della storia non può essere rimesso nel tubetto, risponde: so bene che la restaurazione non ripristinò l'ancien régime, ma è pur sempre dal passato che dobbiamo ripartire. La gente, conclude Zemmour, è stata indottrinata per 40 anni, ora comincia a capire di essere stata ingannata in nome della libertà. Per questo compra il mio libro, che in chiusura recita: il popolo rifiuta i film francesi gravati da un politicamente corretto di piombo, ma applaude i rari audaci che esaltano i valori aristocratici di un tempo, la Parigi perduta, la vecchia classe operaia. Le sale sono piene di gente che ha nostalgia di un ordine che non esiste più. E intanto il libro, appunto, va a ruba negli Stati Uniti. Chiedo scusa, in Francia per il momento, perché per il momento non è stato tradotto né negli Stati Uniti né in Italia. Siamo partiti da Pharrell Williams e siamo arrivati a Nat King Cole, credo un passo avanti, con Blue Moon. Veloce occhiata alle pagine dei giornali per quanto concerne la politica interna. Intanto la prima pagina dell'Ansa di stamani si apre con un dato economico che continua ad essere negativo, con un dato economico che è quello dell'occupazione, che continua a essere negativo, anzi a quanto pare più negativo che mai, visto che il livello di disoccupazione in Italia è tornato a quello di 37 anni fa, 1977, perché da lì sono iniziate le serie dell'Istat a dare i dati, appunto, l'Istituto di Statistica, il quale ha certificato, l'Istat, che il tasso di disoccupazione a ottobre è pari al 13,2% ed è aumentato di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente, di 1 punto percentuale sulla base dell'anno. Si tratta del massimo storico, cioè il valore più alto di disoccupazione in Italia, sia dall'inizio delle serie mensili nel 2004, sia di quelle trimestrali, cioè dal 1977, ovvero ben 37 anni fa. Il tasso di disoccupazione sorpassa così la soglia del 13%, a settembre si era fermato al 12,9%. Il tasso di disoccupazione maschile risulta pari al 12,4%,
quello femminile raggiunge il 14,3%, in crescita di 1,1 percentuale su base annua. Il nuovo aumento della disoccupazione deriva nell'ultimo mese da un calo dell'occupazione a cui si associa una diminuzione dell'inattività, cioè del tasso di persone fuori dal mercato del lavoro, che non hanno né cercano un impiego. Il riversamento degli inattivi nel mercato ha contribuito all'innalzamento della disoccupazione, perché chi è entrato non ha ancora trovato un posto. Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 2,5% rispetto a un anno fa. Il tasso di inattività è del 35,7%, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina, dando conto dei dati dell'Istat sulla disoccupazione. Poi ci sono le pagelle dell'Unione Europea sui conti pubblici, ok con riserva all'Italia, ma la prova d'appello sarà a marzo. Cominciamo a preoccuparci, cittadini e contribuenti tutti, perché qua butta brutta aria per il prossimo anno. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, le 3 morti sospette per il vaccino e l'AIFA, l'agenzia del farmaco, blocca l'anti-influenzale, stop per 2 lotti. Sono 2 i morti dopo 48 ore in Sicilia, 1 nel Molise. Ma c'è anche una notizia che ha a che fare col maltempo su Roma, disagi dopo il nubifragio sul litorale nord di Roma e ancora allerta in Liguria. Peraltro la situazione non è buona neanche in Piemonte, la stima dei danni causati nelle ultime settimane dal maltempo supera i 290 milioni di euro. Gli elenchi degli interventi realizzati e da realizzare sono stati inviati dalla Regione Piemonte al Dipartimento Nazionale Protezione Civile, con la richiesta di proclamazione dello stato di calamità naturale per il Piemonte. Regione Piemonte è inoltre al lavoro per predisporre un dossier contro il dissesto idrogeologico. E oggi si teme per episodi di forte maltempo in Liguria, soprattutto a partire dal pomeriggio. Tornando invece alla politica domestica, dicevamo, di cosa si discute un po', passiamo rapidamente in rassegna gli argomenti del giorno. Si parla, lo fa il Corriere della Sera, di un appello di Renzi che starebbe preparando, un appello pubblico peraltro, per cercare un'intesa sul capo dello Stato, sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Renzi starebbe meditando di mandare un invito alle forze politiche per trovare il profilo più idoneo per il prossimo capo dello Stato. La questione di cosa fa il Presidente, come abbiamo visto, è commentata da Maurizio Belpietro sul quotidiano Libero, dicendo: ma come mai, ce la racconti giusta? Forse Napolitano non vuole trovarsi nel bel mezzo della prossima tempesta finanziaria? Ormai quasi tutti danno per scontato che l'anno prossimo sarà orrendo e ci toccherà mettere mano di nuovo pesantemente al portafogli. Sull'agenda del presidente Napolitano si sofferma il quirinalista per eccellenza del Corriere della Sera, Marzio Breda. Il conto alla rovescia per la successione a Napolitano è cominciato l'8 novembre, quando è esplosa la notizia che il presidente Napolitano avrebbe annunciato la chiusura del suo secondo mandato entro fine anno. Da quel giorno è partito il totonomi, fatto rimbalzare dai partiti sui mass media per bruciare eventuali candidature più che per sondarne la praticabilità, scrive il quirinalista del Corriere della Sera. Ma da allora a Montecitorio è scattata anche la gara a indovinare quando si dimetterà Napolitano. C'è chi ha dato per vincenti le pressioni di Renzi affinché Napolitano rinvii la decisione e chi invece ha tagliato corto dando per sicuro che Napolitano dirà ciao ciao a dicembre. Per districarsi in queste profezie, un po' di chiarezza la offre il programma messo a punto per il prossimo mese dallo stesso Quirinale. L'11 e il 12 Napolitano sarà a Torino per un vertice italo-tedesco, il 16 riceverà le alte cariche dello Stato, il 18 il corpo diplomatico, tra il 22 e il 23 farà visita al comando operativo interforze e infine il 31 dicembre, come al solito, rivolgerà gli auguri agli italiani in TV. Insomma, guardando al calendario del Quirinale ce n'è abbastanza per concludere che prima di gennaio Napolitano non lascerà. Del resto, le prevedibili fibrillazioni parlamentari metterebbero a rischio la legge di stabilità. Ma il Corriere si occupa anche nelle pagine di politica di una storia veramente brutta. Anche il Giornale se ne occupa. È la brutta storia del deputato del PD Marco Di Stefano, accusato di corruzione per tangente da quasi 2 milioni, ma c'è di tutto in questa vicenda. C'è un uomo scomparso sul quale la Procura di Roma indaga adesso per omicidio, ci sono vicende familistiche corredate di soldo pubblico,
ci sono nomine sospette, ci sono altri politici nella rete di Di Stefano, che all'ultima Leopolda organizzava un tavolo per Renzi. C'è una mozione di sfiducia al segretario del PD laziale, che era stato eletto anche grazie all'appoggio di questo deputato del PD, e sul Giornale si torna sul tema con Massimo Malpica delle tangenti e forse dell'omicidio. Insomma, è un caso che fa tremare il Partito Democratico, scrive il Giornale. Il deputato è accusato di avere intascato 1.800.000 euro di tangente. I PM di Roma però lo sentiranno anche sulla misteriosa scomparsa di un suo collaboratore, con grande imbarazzo del partito. E poi c'è il ricco capitolo oggi berlusconiano. Ma questo Fitto qui, quanti voti ha? Avrebbe detto Berlusconi, che preferisce non concedere la scena a Fitto e rinviare il chiarimento, perché, dice Berlusconi, resto io il leader migliore. Mentre Repubblica decide di aprire la sua prima pagina, il suo primo piano, con un'intervista al simpaticissimo, peraltro, presidente della Commissione europea. È simpatico come un dito, non si dice dove, il signor Juncker, il presidente della Commissione europea, il quale ci viene a spiegare tramite l'intervista alla Repubblica che lui è tanto buono, è molto buono, perché poteva bastonarci, sanzionare noi e la Francia, ma non lo ha fatto, perché Italia e Francia stanno facendo le riforme e io non sono mica un burocrate, dice testualmente il signor Juncker a Repubblica, che ho deciso di non punire i paesi che non rispettano il patto di stabilità. Ho preferito ascoltare, come deve fare un politico, e loro, Francia e Italia segnatamente, hanno preso impegni precisi e circostanziati con noi, ove il noi è chiarissimamente un plurale maiestatis, visto il soggetto. Nessun cambio di regole, ma in passato si è sottovalutato il peso della crescita, e poi tutte le altre fregnacce le potete leggere su Repubblica, pagina 2 a pagina 3. Il messaggio fondamentale è che lui è stato bravo, è stato più che comprensivo. Sulla questione dell'Europa però si sofferma anche Francesco De Dominicis, giornalista economico di Libero, visto che Draghi è tornato ieri a chiedere agli Stati di cedere ancor più sovranità all'Unione Europea. Il presidente della Banca Centrale Europea ha detto che aumenta il rischio della recessione economica, la politica monetaria non basta, ci vuole un salto di qualità. Ci vogliono istituzioni comuni e regole comuni. E poi ha lanciato l'allarme sui debiti pubblici. E qui attenzione, mano al portafoglio, perché quando senti parlare di tempesta finanziaria, di allarme sui debiti pubblici, l'abbiamo capito benissimo dal 2011 in avanti che bisogna mettere mano al portafogli, noi contribuenti cittadini. Allarme sui debiti pubblici, serve una rete di protezione, dice il signor Draghi. Poi torniamo di nuovo nelle vicende di Forza Italia, con Fitto che, secondo quel che ci racconta Repubblica, starebbe arruolando gli ex di Alleanza Nazionale, Alemanno, Ronchi, niente meno, e Storace. Ormai Fitto, secondo Repubblica, controlla 1/3 dei parlamentari di Forza Italia. Il fondatore Berlusconi ha riunito i fedelissimi e ha detto: con quello lì, con Fitto, stanno soltanto i democristiani. L'appuntamento nottetempo dei ribelli all'hotel Catacomba per pianificare lo strappo, scrive Repubblica, che poi si occupa anch'essa del Quirinale, perché c'è molta gente che si domanda in questo periodo qui, ma Napolitano che fa? Dal semestre bianco passiamo con il retroscena di Claudio Tito su Repubblica al mese bianco di Napolitano sul Quirinale, procedure inedite per le dimissioni del Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato sta affrontando una fase che non ha precedenti nella storia d'Italia, una presidenza con tante prime volte, compresa questa, il cambio della guardia. Negli ultimi 6 mesi del mandato il Quirinale non può sciogliere il Parlamento. Gli uffici stanno studiando nei dettagli la procedura da seguire nei prossimi 30 giorni, perché il semestre bianco ovviamente non scatta, visto che Napolitano non è alla fine del mandato, vuol porvi fine lui. Chissà per quale motivo, dice il direttore di Libero Belpietro. Nel Partito Democratico parte la guerriglia sul Quirinale, questo invece è il titolo della Stampa di Torino di stamani. La sinistra, avverte Renzi, serve un presidente garante per il paese e no ad accordi al ribasso con Berlusconi. A quanto ci informa sempre in retroscena la Stampa di Torino, Draghi, il succitato presidente della Banca Centrale Europea, si è chiamato fuori, lui non vuole andare al Quirinale e quindi secondo molti è un indizio in più che invece è probabile. In Germania hanno detto Draghi presidente della Repubblica. Diversi quotidiani tedeschi hanno già dato la notizia e commentata, per così dire, come una possibilità che Draghi vada a succedere a Napolitano.
Draghi conferma per i complottisti questa ipotesi, perché dicendo io non corro per il Quirinale è come dire il contrario, io corro per il Quirinale, e chiede di non essere coinvolto nella mischia. Tra i papabili, secondo la Stampa di Torino, entra anche il magistrato Cantone, il presidente dell'autorità anticorruzione, che avrebbe molti consensi anche tra i deputati del Movimento 5 Stelle. Poi circolano i nomi di Franco Bassanini come prossimo presidente della Repubblica, attuale presidente della Cassa Depositi e Prestiti, già ministro, e del ministro Padoan, il ministro dell'economia. Ma secondo il quotidiano di Berlusconi, secondo il Giornale, Napolitano vorrebbe al Quirinale dopo di lui Giuliano Amato, e questo è un nome sul quale potrebbe convergere anche Forza Italia. Storicamente Berlusconi non è mai stato nemico di Giuliano Amato. Il candidato del Quirinale, Giuliano Amato, è ok per Berlusconi, ma Renzi sta nicchiando sul nome di Giuliano Amato, sempre secondo il Giornale. Vedremo chi salterà fuori al Quirinale, mentre sempre dalla Stampa di oggi c'è Berlusconi che dice o direbbe o avrebbe detto: mi faccio da parte se trovate un giovane all'altezza. Alfano rispetto a Fitto è come Messi, cioè un fuoriclasse. Fitto è un qua, dice in sostanza Berlusconi, ma in Parlamento i dissidenti si preparano alla battaglia, e anche il quotidiano torinese si occupa della lunga marcia di Raffaele Fitto dalla Puglia all'assedio del fortino di Forza Italia per scalare un partito che per 20 anni è stato una monarchia. Poi c'è tutto un capitolo sul Giornale invece su Renzi, che scopre onore e disciplina, il tassatore cortese che scopre i motti un po' fascisteggianti dell'onore e della disciplina, sono i due termini che ha usato ieri Renzi, propone un fisco dal volto amico, in realtà è in arrivo il grande fratello, con l'Agenzia delle Entrate che incrocerà tutte le banche dati, e la Guardia di Finanza sarà il braccio armato. Un fascista a sua insaputa, scrive il Giornale, che paragona le frasi dette da Renzi con quelle dette a suo tempo da Mussolini. Mentre un curioso segno dei tempi, diciamo così, domani c'è la colletta alimentare, Comunione e Liberazione, fuori dai supermercati, ma per la prima volta ci sarà anche Oscar Farinetti, il patron di Italy e imprenditore assai vicino al presidente del Consiglio Renzi. Di questo dà conto, seppur in un trafiletto, oggi Repubblica. Sempre per la politica ve la faccio breve, poi ci salutiamo. Berlusconi faccia pure il suo partitino con Renzi, gli terremo in caldo Forza Italia quando torna. A parlare in questi termini con Franco Bechis e Maurizio Bianconi, già tesoriere del PDL, deputato di Forza Italia, che abbiamo intervistato qui in radio lunedì. Mentre concludiamo con l'intervista di Repubblica a Massimo Artini, uno dei due deputati del Movimento 5 Stelle espulso. Adesso parlo io, questi sono matti, anzi sono in malafede. Il 70% ha votato la mia espulsione, non mi fido, non c'è la certificazione del voto degli iscritti. Poi ci sono due servizi su Roma, oltre al servizio dell'Espresso in copertina. Quello di Federico Fubini parla dei conti della capitale, conti che abbiamo provveduto a risanare costantemente noi cittadini contribuenti, ma Roma ha bruciato un sacco di miliardi. Era anche uscito all'epoca della concessione dei suddetti miliardi che Roma ha un debito colossale, inimmaginabile, qualcosa che è nell'ordine delle decine di miliardi e nemmeno tutto ricostruibile. E non solo, sta accumulando e bruciando altri soldi, quelli che gli abbiamo dato in questi anni per far fronte al debito colossale. Una bancarotta pagata da tutta Italia, scrive oggi Repubblica, introducendo il pezzo di Federico Fubini. I conti della capitale d'Italia sono fuori controllo. Una relazione della Ragioneria Generale dello Stato dice che Roma continua a spendere troppo. Lo Stato, cioè noi, si è accollato i debiti, ma la città ha fallito il risanamento e sta divorando oltre 500 milioni all'anno in più ogni anno dei contribuenti nazionali. Mentre quando lavorano i consiglieri di Roma costano il doppio. Altro che tagli, ce lo racconta Beatrice Nencia su Libero. Il comune paga fino a 9.000 euro al mese le aziende dei politici locali per risarcirle delle assenze. E c'è chi è assunto dalla ditta di famiglia, come già il Presidente del Consiglio, peraltro. Infine, torniamo ai gossip e alle vicende giudiziarie, perché ci sono ben 3 articoli, ve la ricordate, su Patrizia D'Addario, che ha testimoniato ieri in aula a Bari a uno dei processi che coinvolge Berlusconi, quello in cui è coinvolto anche Tarantini.
Io ero l'unica vestita alle cene con Berlusconi, dice Patrizia D'Addario in tribunale nel processo a Tarantini per induzione alla prostituzione. C'erano 25 ragazze, gli unici uomini erano Berlusconi e Tarantini, ma Berlusconi aveva puntato me, ha detto la celebre Patrizia D'Addario. Dovevo andare a Roma o a Milano e prendere il ruolo di Nicole Minetti, cioè accogliere le ragazze. Per la prima cena a Palazzo Grazioli le ragazze erano tutte nude, forse l'unica vestita ero io. Racconta nei dettagli la D'Addario il sistema che portava a Roma le ragazze dalla Puglia a Berlusconi. Una D'Addario in lacrime, secondo Repubblica, sesso e politica, le mie notti con Berlusconi. Mi dissero, la tua vita cambierà, ma per colpa dello scandalo sfumò la candidatura alle europee. Silvio preferì stare con me a Palazzo Grazioli piuttosto che partecipare a una cena per l'elezione di Obama. Eravamo 4 ragazze sul letto con lui, ma io mi allontanai perché non volevo fare un'orgia. E Tarantini disse, se capita ti dà 5.000 euro. Questo lo racconta invece il Corriere della Sera, le dichiarazioni di Laura sulle feste con Berlusconi. Buste coi soldi fuori dalla stanza. Con questo tuffo nel passato recente, peraltro, noi ci salutiamo. Intanto c'è il fondo americano BlackRock che si è preso il 5% di Rai Way, cioè degli impianti della Rai. Il fondo americano ora è il secondo azionista dopo il Ministero dell'Economia, un pacchetto da 45 milioni di euro. Buona fine di settimana a tutti da Giulio Canarca. Entra